sei una che graffi. Lavarsi pochino, proprio come fa Paolino quando si sveglia, pigro, pigrissimo al mattino. Sembra un giocattolo, questo scoiattolo, che è come un gattolo. Lo trovarono nella foresta, gli animali gli fecero festa, la sua mamma divenne una gatta e la storia riparte un po' matta. Lo scoiattolo per colazione, lui voleva pesce fresco e salmone, le zampette per lavarsi il naso. E per letto una luna di raso. Bagner, bagner, Cosa fai? Il Fujiyama vegliava su di me, sui miei pensieri riflessi in un bicchiere di profumato tè che c'è sotto i mandorli in fiore. Guardavo il cielo pensando, cercherò un piccolissimo mondo, tutto mio, dove io sarò io e tu disegnerai dentro il blu la mia via. Mademoiselle, Mademoiselle Anne. Stefania Mantelli, che sorpresa che ci hai fatto, benvenuta. Ciao a tutti, ciao Max, ciao a tutti gli ascoltatori naturalmente. Benvenuta al Bosco dei Sogni. Diciamo che la tua Grazie. voce ha acquisito colore, ha acquisito profondità, ma è sempre riconoscibilissima. Mi fa piacere di aver potuto conservare il mio timbro negli anni. Ti ho introdotta con un po' di brani, con un medley delle Mele Verdi, Sì, di cui tu sei entrata a far parte e poi ti sei distinta come solista e lo abbiamo sentito poi con Mademoiselle Anne. sì, assolutamente. In questo medley c'è anche lo scoiattolo Banner, dove la parte è più piccola, ma anche lì c'è una parte mia solista. Sono brani, alcuni dei brani delle Mele Verdi che riguardano prevalentemente le sigle dei cartoni animati, e a cui sono legata a tutti comunque in maniera profonda. Hanno fatto sognare tante persone, il sottoscritto compreso, e sono felicissimo di poter incontrarti radiofonicamente. Sei a Milano, giusto? Sono a Milano. Nell'ultimo periodo ho fatto molti incontri telefonici qui in radio, naturalmente data la situazione, e spesso mi sono trovato a parlare con persone proprio di Milano che raccontavano l'evoluzione della situazione. Per chi non si è Sì. ancora mosso da casa, per chi non ha viaggiato incontrando Milano, com'è adesso? No, sembra di nuovo caotica, molto in movimento, c'è comunque una certa attenzione, mi sembra, da parte della maggior parte delle persone, nel senso che comunque le volte che mi sono trovata ad uscire, anche se sono poche chiaramente, perché comunque si cerca di essere oculati per quello che si può, poi quando non si può proprio lo si fa, mi sembra che comunque più o meno tutti mantengano degli atteggiamenti di cautela. Benissimo. Poi forse mi sono trovata io in zone dove le persone avevano un maggiore senso civico, un maggiore senso di responsabilità,
questo non te lo so dire. E l'impressione però è stata quella di vedere un'attenzione da parte delle persone con la mascherina, comunque cercare di mantenere le distanze. C'è molto traffico. Ok, torniamo alla Milano di sempre, benissimo. Esatto, Milano caotica. Senti un po', prima di farti una domanda direi canonica e ci sta, e cioè il tuo ingresso nelle Vele Verdi Sì. come è stato? Vorrei partire proprio da questi ultimi 2 mesi e non è un caso che ho aperto così, perché hai fatto delle cose veramente interessantissime e di cui proprio amerei subito parlarne, sempre a livello musicale. Che cosa hai sviluppato nel mentre? Allora, tutto è cominciato proprio poco prima, pochi giorni prima del lockdown, dove sono stata a Roma e ho inciso la sigla di Piccola Nell, cartone animato conosciuto da molti, adesso andrà poi in onda su canali privati inizialmente di Roma, con Arnaldo Capocchia, che è conosciuto meglio come Nando Di Stefano, Rocking Horse per intenderci, tanto so che gli ascoltatori della tua radio sono tutti ultra preparati, forse anche più di me, e quindi c'è stata questa bellissima esperienza di tornare a Roma e tornare dopo tanti anni nella sala di incisione. Pochi anni prima, un po' di anni prima, avevo fatto un robottino con il grandissimo Corrado Castellari e Melo di sua figlia, però non era avvenuta la registrazione all'interno della casa discografica, per cui era un po' diversa come situazione. Invece quindi sono proprio trovata catapultata in quello che era la realtà di quando ero bambina, di quando andavo nelle sale di incisione, per lo più della RCA, perché i marchi erano RCA. Poi c'è stata un'occasione in particolare, la ricordi, ma il marchio era RCA, e quindi mi sono ritrovata a rivivere quell'emozione di quando ero bambina e dovevo cantare una canzone, cercare di immedesimarmi in quella canzone, essere guidata durante la registrazione, ed è stata una cosa fantastica. Purtroppo poi c'è stato quello che c'è stato e quindi tutto si è fermato, adesso è ripartito, è uscito il disco. La registrazione però è stata fatta proprio prima, il 23 di febbraio, 22-23 di febbraio. E nel mentre chiaramente con questa gioia e questo dolore però enorme per tutto quello che stava succedendo, la paura, eccetera, tutto quello che abbiamo vissuto un po' tutti in questo lungo periodo, si è pensato comunque di fare qualcosa, e grazie all'incontro con Riccardo Lasero, che era venuto qualche mese prima, con cui dovevo partecipare, mi aveva selezionata per fare la giuria in Note in Radio, che è una manifestazione che lui svolge ogni anno, che purtroppo quest'anno chiaramente si è dovuta fermare. È saltata, sì. Mi è stato proposto di fare qualcosa proprio per aiutare durante questo Covid, e quindi abbiamo pensato, lui ha pensato a questa cosa, ha unito tantissime persone, chi più conosciuto, chi meno, chi dell'ambito sanitario, chi di altri ambiti, e abbiamo cantato via telefono dei pezzettini, degli stralci di questa canzone che si intitola Il mondo di domani, e che parla appunto di un mondo completamente diverso da quello che invece si presenta oggi. È un mondo che Riccardo aveva pensato proprio in tenerissima età, giovanissimo, adesso non ricordo, forse 11-13 anni, comunque molto molto giovane, aveva scritto questo brano che aveva tenuto nel cassetto e ha pensato di coinvolgerci, e io naturalmente ho accolto subito questa cosa, che è andata ad aiutare il ricavato è andato ad aiutare la protezione civile. Caspita. È stato bello perché ci siamo uniti a distanza in qualcosa di utile, ecco.
non ci si è abbattuti, si è cercato di riunire le forze e di andare avanti per come si poteva battagliare questo momento. Certo, la Esatto, creatività e la creatività al l'arte. potere. Questo è Sì. quello che ho sempre anch'io portato in questi 2 mesi qui con gli ospiti in radio, cioè il cercare comunque di manifestare, Sognare. sì, Sì. manifestare se stessi, la propria creatività per, insomma, mantenersi anche vivi, un po' attivi. Certo, è il modo migliore sicuramente. Bellissima per- cosa questa iniziativa, Quindi poi è nato un progetto di collaborazione, adesso ci sono nuove cose di cui non posso al momento svelare, un ma po' ci alla volta. sono già delle cose nuove che arriveranno e magari non riguarderanno solo l'ambito dei cartoni animati. Benissimo, e quindi intanto un'anticipazione alla volta. Dopo se ne riparlerà. Com'è Ecco. stato per te tornare allora nel mondo della musica? Hai ritrovato un po' quelle sensazioni che provavi nella tua prima infanzia? Assolutamente sì, con uno sguardo un po' diverso perché ovviamente allora il tutto veniva vissuto in modo più giocoso, non che oggi non lo sia, non fraintendete, lo è sicuramente, è uno degli aspetti bellissimi del cantare. Io non ho mai smesso di cantare, diciamo, di utilizzare comunque il canto come veicolo di comunicazione, ma così da riprendere proprio gli esercizi, da dovermi rimettere in gioco, no, e quindi è stato piacevole, inizialmente un po' anche duro, anche perché poi le tecniche sono cambiate, quindi oggi ci sono anche molti più strumenti per riuscire ad esercitare la voce, ma che richiedono comunque anche più impegno. Però è stato bellissimo perché comunque è la mia passione che non morirà mai. Io penso che andrò via cantando, mi immagino così, nonostante tutto, nonostante la sofferenza, il canto ci sarà. Inizialmente sei stata più scelta per il ballo addirittura che per la voce, quella è una cosa che è venuta quasi dopo. Sì, assolutamente, perché in realtà proprio più per la recitazione, anche il ballo, perché Ok, la prova a cui fui sottoposta allora consisteva appunto in un balletto da fare, che va benissimo, poi invece in una parte recitata e io decisi di fare una parte di terrore dove ero spaventata e quindi ricordo che mi rannicchiai in un angolo vicino al muro e all'inizio rimase molto sorpresa da questa recitazione. In realtà allora io soffrivo molto di noduli alle corde vocali, proprio perché cantavo dalla mattina alla sera, mi vennero questi noduli che poi invece scomparvero grazie sia a delle cure che mia madre mi fece fare attraverso l'otorinolaringoiatra, dei strumenti particolari, ma soprattutto grazie all'impostazione della voce attraverso il canto, perché con Mizzi comunque facevamo diverse ore alla settimana di esercizio vocale, proprio di vocalizzi, e quindi questo mi aiutò, mi è rimasto sempre il timbro rauco, ma quella è una caratteristica del mio timbro, ma i noduli scomparvero, insomma, magicamente. a proposito, visto che l'abbiamo nominata, salutiamo Mizzi Amoroso, la Assolutamente. fondatrice del Coro delle Mele Verdi e lei stessa cantautrice, infatti molti testi poi che sono vere e proprie poesie li ha scritti lei. Sì, sì. Sono pochissime le canzoni che non ha scritto Mizzi. Mizzi aveva una capacità creativa nel testo unica, poi una capacità dettata anche proprio dal suo immergersi nel mondo dei bambini, quindi Comprenderlo appieno e infatti comprendere come fosse il mondo dei bambini. Guarda, addirittura descriverlo e andare oltre, cioè ancora meglio di sì. immedesimarsi, questa è una cosa che è arrivata anche a me. Ma com'era provare con lei? Cioè, era molto sulla disciplina o era amorevole? Com'era? Allora, sapeva essere tutte e due, ci teneva molto alla disciplina, infatti credo di essere stato un po' un suo tormento perché ero molto vivace, quindi
quindi a volte un po' la facevo disperare, insomma. Faceva un po' disperare. Lei ci teneva molto alla precisione, alla puntualità, ci teneva che noi fossimo delle professioniste, nel senso di non andare a disturbare quando ci trovavamo in sedi televisive o in giro per spettacoli. Voleva assolutamente che mantenessimo una certa calma, non troppo rumore che poteva dare fastidio agli altri, quindi rispetto anche degli altri che stavano lavorando. Poi c'erano dei momenti in cui era più mamma chioccia, chiaramente si alternavano queste fasi. Diciamo che per il ruolo che doveva svolgere con tutte queste belle ragazzine vivaci, doveva per forza mantenere anche un po' una sorta di rigorosità, ecco. Ci teneva molto alla puntualità, all'essere in ordine, all'esercizio vocale. Pensi Sì, che sì. al giorno d'oggi, per quanto è possibile sovrapporre due realtà così diverse, sarebbe ancora possibile una realtà come quella in cui sei anche cresciuta tu, con le Mele Verdi, con Mizzico, l'ambiente in cui ti sei ritrovata a cantare, ballare, fare arte, o trovi qualche differenza? Ma purtroppo non vedo tanto possibile questa cosa, a meno che poi ci siano dei cambiamenti nel corso del tempo. Potrebbe tornare questa cosa, ma ci vorrebbero dei cambiamenti radicali che implicano tantissime cose. Per esempio, penso alla competizione che oggi c'è, guardandosi attorno c'è una competizione che non è la competizione sana, che comunque un pizzico ci vuole, che ti dà la spinta a fare, a creare qualcosa, ma c'è una competizione che tende a schiacciare l'altro. Denoto questo. Non la vedo una competizione sana, non vedo poi gli stessi messaggi che ricevevamo noi in quegli anni, ma su tutti i fronti. Non parlo solo adesso io non so se esistano scuole di canto dove magari si mantengono ancora quelli che erano i criteri passati, però obiettivamente è proprio cambiata tutta la società, quindi i messaggi che vengono lanciati sono altri. Partiamo anche solo dalle stesse sigle dei cartoni animati, e arriviamo ai cartoni animati. I cartoni animati di una volta trasmettevano tanti valori, tantissimi valori, e soprattutto una morale che era quella di dire il bene dell'umanità. Che fossero robot, che fossero altri personaggi, puntavano al bene comune, al bene collettivo comunque, non alla sopraffazione da parte di qualcuno su qualcun altro. Adesso non sono così avvezza alle nuove uscite dei cartoni animati, ma non mi sembra che ci sia più questi concetti, questi valori che dominino. Per quel po' che ho potuto vedere mi sembra che siano scomparsi. Invece noi avevamo proprio tantissimi cartoni animati che ci insegnavano questo. Sì, notando anch'io qualcosina, perché come te ormai non è che seguo più quel mondo, se non quello che proprio so che mi attira o mi piace, ma nei cosiddetti cartoni animati in cui hai cantato tu, hai prestato la tua voce assieme alle Mele Sì. Verdi, c'era un insieme, tante sfumature, tante, chiamiamole, lezioni in cui c'erano valori come l'amicizia, valori come il Esatto. rispetto, ma sai cosa? Ho notato che non veniva escluso il dolore, non si terrorizzava le persone, i bambini sul dolore, Bravissimo. ma semmai si insegnava, se non a convivere, comunque che fa parte della vita e che c'è tutto un bello poi della vita oltre al dolore. Mi sembra che al giorno d'oggi questo venga denotato come paura, anzi, del dolore. Cosa dici? Assolutamente. Allora, mi sento di dire che forse in alcuni cartoni animati del passato forse a volte si traducevano un po' in estremamente drammatici, cioè ripenso a Remy, che era veramente sfortunato, Lape Magà, ce ne sono tanti che potremmo menzionare,
Però oggi invece questo aspetto viene a mancare completamente, c'è una società che rimuove completamente il dolore e questo secondo me non educa perché comunque il dolore fa parte della vita, è un aspetto della vita e forse attraverso i cartoni animati noi imparavamo anche a esorcizzare un po' la paura del dolore, a capire che facesse parte della vita e quindi ad affrontarla. Oggi si tende invece a volere tutto ciò che ci rende leggeri, che ci può anche stare in certi frangenti, ma non può essere solo e unicamente quello, altrimenti la vita non ha un senso, nel senso nel vivere c'è anche questo aspetto e quindi prima o poi, non lo dico io, lo dicevano ben altri personaggi psicanalitici, prima o poi il dolore riemerge in altre forme e abbiamo società che si ammalano, anche perché poi se viene insegnato che il dolore va rimosso, inevitabilmente ritorna fuori, non ci si sente ascoltati a vicenda e quindi è tutto un caos, caro Max. Ma è proprio così Stefania. Fra poco Mm. inizio anche a leggerti un po' di messaggi che stanno iniziando ad arrivare Sì, e sì. volevo chiederti appunto com'è stato, ne hai già un pochino accennato rispondendo alla mia prima domanda, ma l'ingresso con le mele verdi, quindi non hai trovato una sorta di rivalità accesa, ma ti sei sentita accolta? Assolutamente, è stato subito piacevole, poi è ovvio che magari con alcune persone si è scattata una maggiore empatia, con altre un po' meno, ma eravamo comunque tutte molto unite, Nizzi ci teneva, non voleva dispute, non voleva, quindi anche in questo è stata molto brava a guidarci perché comunque si sa quando si è nella preadolescenza magari certi meccanismi scattavano anche allora, non è che oggi magari assumono più connotazioni un po' più aggressive, ma anche allora facevano parte insomma di una fase evolutiva e Nizzi era molto brava a saper tenere sotto controllo queste cose e poi assolutamente mi sono sentita accolta benissimo, gioiosa di questa cosa. Non ho mai avvertito qualcosa che mi disturbasse all'interno del gruppo delle Mele Verdi. Sai che verrebbe da chiederti, nell'epoca la nostra del Sì? cellulare, del controllo Beh, genitoriale, io lo chiamo così, e verrebbe da chiederti, ma allora si faceva molto, c'erano molte prove, c'era lo studio, c'era l'andare a sì. suonare in televisione e in giro. Si avvertiva l'ingerenza dei genitori come magari ci sarebbe adesso, o eravate proprio tranquilli da questo punto di vista? Ma ognuno di noi aveva sicuramente magari non c'era un'ingerenza che poi bisogna vedere se è una reale ingerenza, ma qui ci sarebbe un po' da analizzare la cosa. C'erano dei genitori più presenti o che magari spingevano un po' di più i figli e c'erano anche, la maggior parte però erano genitori tranquilli che gioivano del loro spettacolo, anche degli spettacoli teatrali, non necessariamente di quando c'era un successo magari discografico, ma anche una bella recita fatta in teatro, un bello spettacolo presentato in teatro, a libro scalo, mi viene in mente. Chiaramente ognuno poi magari aveva il genitore più presente, meno presente, ma non per mancato interesse, o che magari è semplicemente perché comunque non volevano appunto essere ingerenti. Qualcuno magari ha avuto genitori che spingevano un po' di più, questo si sa, fa parte delle diversità familiari che ognuno di noi ha. E riguardo il cellulare, sì, è un grosso problema, è un grosso problema perché ha cambiato proprio il modo di vivere i rapporti, di vivere le relazioni, soprattutto per i più piccoli. Anche se vuoi la scrittura stessa è cambiato tutto. Una volta si era più liberi, secondo me, però questo è il mio punto di vista. Io ricordo che quando perdevo magari il tram per ritornare a casa dopo che avevo fatto danza o canto o recitazione, magari dovevo correre a una cabina con il gettone e chiamare. E neanche tutti avevano il telefono in casa.
insomma, stiamo parlando di una vita fa. Diciamo che una volta anche attraverso il tram che andava ti guardavi la tua Milano, la tua vecchia Milan, e scoprivi delle cose attraverso il tram, magari ti soffermavi di più su dei personaggi buffi che incontravi, dei racconti che ascoltavi. Adesso si è troppo distratti. Tanto A mio distratti avviso, dalla a mio avviso. velocità Sì, soprattutto. Sai cosa? Fa un sì, po' specie vederti, tu sei entrata in un momento in cui c'era già la crescita delle mele verdi mhm, e c'era la crescita anche dei mass media, non solo sì, quindi sigle televisive, ma con te soprattutto si è iniziato a proporsi anche in televisione, in programmi televisivi veri e propri e spiccavi. Fa veramente specie vedere la capacità di una ragazzina così giovane. E ripeto, erano altri tempi, mhm, adesso sembra sì, quasi certo. normale per tutti fare video, farsi vedere. L'epoca era molto, molto, molto diverso. Come sapevi tenere, cioè il ballo, la presenza scenica, non perdevi un colpo, cantavi. Non è semplice. L'ho sempre vista come una cosa connaturata a me, spontanistica e spontanea al massimo, quindi fa proprio parte della mia natura da quando sono nata. E come hai detto tu, obiettivamente oggi magari sono più abituate le ragazzine e i ragazzini ad avere una telecamera puntata, non magari, sicuramente tra selfie, videochiamate, eccetera, è una cosa più all'ordine del giorno. Allora non lo era, ma io mi sentivo tranquilla, A mi tuo sentivo agio. serena, mi sentivo nella parte che facevo, mi medesimavo nel personaggio della canzone. Ho sempre vissuto così, questa esperienza artistica bellissima. Quanti cuoricini hai fatto battere tu della nostra generazione? Quanti? Sono felice, sono veramente felice. Tante volte quando capitano i momenti di sconforto, che capitano a tutti, mi rincuoro pensando ai fan, alle bellissime lettere che mi arrivano, sono veramente tantissime, ancora a distanza di anni, e mi arrivano sempre di nuove e molto emozionanti, davvero. Non pensavo di aver potuto incidere così tanto nella vita di molte persone, non lo pensavo, è emozionante al massimo. Tu stavi facendo la tua parte, eri tutta presa dai vari impegni, quindi questa cosa probabilmente un pochino ti sfuggiva, anche se immagino che tu avessi del riconoscimento quando ti si riconosceva, non so, per strada o a scuola, che ti dicessero, Sì, caspita Stefania, sì, qualcuno mi portava anche gli articoli di giornale che i aveva poster, trovato, c'erano i tuoi poster, sì. pensa a te, Poi cercavano di coinvolgermi sempre nelle recite, che negli bello. spettacoli, dovevo insomma dirigere un po' la classe in queste cose che mi piaceva, da morire. Immagino proprio di sì. Allora, primo brano musicale che tu ci hai portato e dopo inizio a leggerti tutti i messaggi che stanno arrivando perché sennò mi Sì, si accavallano. A tra poco. Torniamo in diretta al Bosco dei Sogni, Max Ungaro, l'ospite di oggi, graditissima perché il mio cuore batte ancora, posso rendermene conto adesso, Stefania Mantelli, con cui abbiamo parlato un pochino della sua esperienza attuale, delle sue nuove iniziative, non ci ha ancora svelato tutto, ma per fine trasmissione cercherò, e della sua esperienza bellissima, direi anche arricchente esperienza con il coro delle Mele Verdi e quindi con Mizzi Amoroso. Immagino che che per te, salutiamo, e che che salutiamo. salutiamo, immagino che per te sia stata un aspetto della tua crescita incredibile avere accanto una persona così ricca di tante cose, non solo di disciplina, di esperienza musicale come lei. Assolutamente, perché Mizzi comunque è una persona, è tuttora una persona molto energica su più campi, non è una persona che si è limitata a una cosa e si è fermata lì. Lei abbracciava, e questa forse era anche la caratteristica rispetto ad altri che cantavano le sigle in quegli anni, anche delle Mele Verdi, cioè si rispecchia nelle Mele Verdi il fatto che fossimo un po' addentro a tante cose, al teatro, recitazione, canto,
abbiamo fatto anche pubblicità, tanti spot pubblicitari, quindi veramente secondo me rispecchiavamo un po' tanto quello che è la personalità poi di Nizzi. È anche inevitabile, è anche inevitabile. Da questo punto di vista, infatti, inizio a leggerti un po' di messaggi che stanno arrivando, perché Sì. se no veramente li perdo tutti. E Sì. parto con Davide che fa una considerazione bellissima e anche un po' ironica. Buonasera Max, buonasera Stefania, bellissimo sentirti e averti in diretta, è un'emozione anche per me, non solo per te Max. Vorrei chiedere a Stefania cosa ne pensa delle ragazze di Non è la Rai, o almeno cosa ne ha pensato quando è uscito quel programma in cui non c'era niente di quanto visto a livello di professionalità e di cuore messo dalle ragazze del coro delle Mele Verdi. Grazie Davide. Bella domanda Davide. Una bella domanda, tosta Davide. Guarda che qui non si scherza mica. Sì, vedo che hai un folto gruppo di ascoltatori. Ho appena iniziato a leggerteli. Va bene, allora mi sento di dire che quello era un primo cambiamento, quello di Non è la Rai, delle ragazzine di Non è la Rai, il primo cambiamento dove si iniziavano a vedere le ragazzine più denudate, più truccate, più con atteggiamenti insomma un po' suadenti, ma quindi segna proprio un passaggio. Però mi sento anche di dire che per qualcuna di loro poi non si è limitato a quello, nel senso che allora quantomeno esisteva poi tutta un'altra apparecchiatura intorno, un'altra costellazione di segnali che arrivavano che si permettevano poi di comprendere quale fosse la via, perché comunque anche all'interno di quelle ragazzine ci sono delle persone che so che hanno fatto poi un percorso teatrale di un certo tipo, di un certo spessore, uno studio, quindi non si sono più limitate a fare gli occhetti di allora. Quindi come la vedo? Lo vedevo come un segnale, stava cambiando qualcosa, sicuramente. Ripeto, allora però c'era poi il pregresso che comunque forse permetteva oggi non so quale sia lo scenario, non so se sono stata abbastanza esaustiva nella direi di sì. Poi sappiamo che eventualmente Davide torna a scriverci, ma ti sei spiegata benissimo. Va bene, il 3 accontentato Davide. Certo, il 337. Ciao Max, ciao Stefania, io adoravo Mademoiselle N. Che emozione che mi state regalando, grazie. L'hai visto tu? Li vedevi i cartoni di cui cantavi? Sì, non tutti, dico la verità, ce n'erano anche altri, quindi non parlo di concorrenza, e anche come sigle me ne piacevano anche altri. Mademoiselle Anne l'ho seguito un po' di più rispetto agli altri cartoni animati e penso che tra le persone che seguivano Mademoiselle Anne ci sono stati proprio gli appassionati del cartone animato in sé, che era questo personaggio un po' ribelle, molto particolare, ma anche molti che mi hanno confidato di aver seguito poi il cartone perché erano affascinati dalla sigla, oppure che aspettavano il cartone per poter sentire la sigla, che secondo me è di una dolcezza unica, riproietta proprio in certi scenari poi del cartone. Sì, la cosa bella era appunto che ne ho parlato, sai, anche con Douglas Meakin, di che valore aggiunto acquisiva una serie animata che già di per sé a quei tempi probabilmente era bellissima, con le nostre sigle italiane, vere e proprie poesie, cioè già di impatto rimanevano in testa, coloravano la nostra anima. Caspita, non è da tutti avere un valore aggiunto così tipico, caratteristico italiano, dopodiché c'è stata una sorta di omogeneizzazione, uniformizzazione di tutte le sigle, ahimè, purtroppo. Ma intanto però come delle voci mi sento di dire non in tutti i casi, ma spesso accade questo, cioè l'essere più tecnici comporta anche l'essere un po' più piatti, è venuta a mancare un po' anche dell'interpretazione. Poi c'è l'113, buonasera Max, buonasera Stefania, complimenti per la tua carriera e per la tua bellissima voce. Vorrei chiederti, da bambina,
Che sogni o aspirazioni avevi? Grazie Mark83. Da bambina sognavo di cantare, da quello sognavo di cantare, poi a un certo punto le cose sono andate in modo differente e vabbè, nulla è perso, si dice, no? Quindi stiamo rimettendo in pista un po' di cose e questo era il mio sogno principale, poi ce ne sono tanti altri, i rapporti riguardano i luoghi dove poter vivere, viaggiare. È stato un altro dei miei sogni che per un po' di tempo ho potuto anche fare per qualche anno, poi adesso invece è fermo, ma se domani dovessi vincere il Super Enalotto passerei la vita viaggiando proprio a contatto con le persone, con le diverse culture. Ti ha dato la possibilità questa tua carriera, questa parte della tua vita di, oltre che andare appunto nei teatri o nelle sedi televisive, anche di girare un pochino il mondo? Ma il mondo proprio no, però comunque con Mick abbiamo fatto diversi spettacoli in estate, qui Terme, cioè diverse cose, quindi sì, quando c'era il viaggio era ancora più affascinante, potete immaginarvi delle ragazzine che dovevano partire, l'emozione, ovviamente non dormivi la notte come per la gita scolastica, lì era ancora più bello perché magari dovevi stare fuori 2 giorni e ovviamente non è che si potesse portare dietro tutta la famiglia, quindi eravamo tra noi, le combinavamo, ridavamo di notte, chiacchieravamo, ci emozionavamo, conoscevamo tantissimi bambini con cui, ecco, allora poi arrivavano le lettere, quelli con cui si entrava particolarmente in sintonia, magari perché ce n'era l'occasione, non perché non si entrasse, perché si entrava in sintonia con tutti, però magari c'erano quei momenti di breve pausa e si riusciva a scambiare qualche parola, e quindi gli indirizzi poi arrivavano queste belle lettere, ed era un modo diverso perché era molto più profondo, molto più sentito, anche più atteso, perché comunque aspettare una lettera era un po' più lungo che dover avere un messaggino sul telefonino. Mi sono immaginata oggi sicuramente sarebbe immediato il discorso, però sarebbe anche forse meno profondo, forse. Tu hai partecipato anche a trasmissioni televisive, tu intendo tutto il coro, ma spesso emergevi come solista, quindi eri la prima immagine del gruppo. A trasmissioni storiche, faccio un esempio, Mike Bongiorno, Sandra Mondaini, hai qualche aneddoto con queste figure mitiche della TV italiana? Allora, con Mike Bongiorno abbiamo avuto contatto per 2 sigle, una di cui non ero solista io, molto bella, bellissima, nel grande Corrado Castellari, che è Sandy Bell, e l'altra con Africa Bambina, che partecipò all'Ambrogino con le musiche della PSN, a nome proprio Stefano Mantelli e Paolo Peroni, che era batterista della canzone. Sì, ricordo Mike, lo ricordo abbastanza rivolto a noi in modo amorevole, ma poi voleva proprio il silenzio, voleva proprio la tranquillità per poter essere ancora più professionali nel lavoro che svolgeva. E Sandra Mondaini, sì, ci fu la sigla di Tagallo, sì, il Birulino, e ho un ricordo bellissimo sia di lei che di Raimondo, perché erano persone proprio così come le abbiamo viste in televisione, erano persone che avevano una spontaneità unica, amorevole, lei tantissimo con i bambini, anche lui comunque, e emergeva, io negli anni ci ho ripensato, emergeva proprio quanto fossero insidiosi loro, proprio la coppia nata per stare insieme, non a caso, è andato via uno, è andato via l'altro, se vogliamo dire che è un caso, però certo. succede quando si è così legati per anni, e mi apparivano così, mi apparivano molto uniti tra loro, trasmettevano molta serenità. Io ricordo che c'era tantissima serenità, tantissima giocosità,
Penso che il segreto del loro successo come coppia, quindi personale, sia stato tantissimo anche autoironia e non prendersi troppo sul serio. Questo Sì. è uno degli esempi che più di tutti ci hanno lasciato, perché io non li ho mai visti invecchiare, cioè l'età passava, ok, ma come carisma, come personalità, erano sempre Rimanevano loro, loro. loro Sì. fino alla fine loro, io li ho amati tantissimo. Senti, siamo a 10 secondi dalla pubblicità. Pausa Sì, pubblicitaria, spazio musicale e poi torniamo in diretta con Stefania Mantelli. A tra poco, benissimo. Stefania. A tra poco. Eh sì, Stefania, abbiamo messo all'inizio gli gnomi delle montagne e mi fanno gli scherzetti, qua ci sono i folletti che fanno cascare la linea, io sono convinto di parlare con te. Ben ritrovata, Sì. Stefania. Ciao. Allora, proprio perché il tempo è tiratissimo e anzi grazie di cuore per essere stata qui, sto per leggerti È un piacere. altri messaggi, non tutti, alcuni li terrò per la prossima volta, ma due messaggi scrematissimi, ma la nostra Stefania Sì. mi ha già promesso che tornerà, anzi ne approfitto per salutare Rodolfo e Andrea, entrambi ci hanno messo in contatto per arrivare a questo Sì, bellissimo salutiamoli incontro. calorosamente. C'è allora il 476 che dice: ma allora Max, Stefania sul Fujiyama poi c'è stata? Purtroppo di no, mi manca, ma ci riuscirò prima o poi. Direi di sì, direi di O in sì. un modo, o in una vita, in un'altra, o chissà come. Chissà come. E poi Ci c'è riuscirò. Anna che chiede se sei rimasta poi in contatto, oltre con l'amatissima Mizzi, con qualcuna delle Mele Verdi. Sì, con qualcuna ho mantenuto dei rapporti, con qualcuna più intenso, con qualcuna meno. Certo, poi ci fu l'occasione a Luca Comics anche di entrare in contatto anche con una mela che era, con cui ero molto meno in contatto, che faceva parte diciamo della prima ondata delle Mele Verdi, e anche con lei ogni tanto ci si sente, certo. I tuoi contatti, dove trovare anche le tue nuove cose, quelle di cui abbiamo parlato in questa puntata, perché abbiamo già detto che poi ci saranno altre cose in arrivo, altre novità. Intanto, Sì. Allora, innanzitutto di seguire la mia pagina che è nata da poco e si chiama Stefania Mantelli, la mela sempreverde. Quindi lì potete trovare tutte le novità, tutte le cose, sigle, eventi, vengono riportati quotidianamente, quindi seguitemi sulla pagina. Stefania Mantelli, la mela sempreverde. benissimo, basta proprio googolare Stefania Mantelli Sì. e salta fuori. Io veramente ti riporto tutti i tantissimi saluti di tutti i nostri ascoltatori che mi stanno ancora scrivendo e molti chiedono: Max, chiedile di cantare in diretta, ma al telefono non è la stessa cosa, non rende. E per quanto Speriamo che ci sia un'occasione di incontrarsi in qualche così. certo, avete sentito, ha detto lei, quindi scrivete che ha detto che ci sarà occasione. Grazie Stefania, grazie di essermi Grazie a voi, venuta a trovare. Grazie veramente a tutti i fan che sono eccezionali. Certo, di rimando comunque veramente grazie a te per la tua presenza e la tua persona. Non sei cambiata, sei rimasta te stessa e questa è la cosa che più di tutte a me veramente emoziona. Quindi Quindi mi accordi il termine mela sempreverde. mela sempreverde, direi proprio di sì, Ok, ci sta alla ok. grande. Un caro Perfetto. abbraccio Stefania. Un bacio a tutti i radioascoltatori, buona serata anche a voi.